In che zona, in che rione vivevate? C'era un nome particolare di rione dove vivevate? No, no, si chiama, no, è Arbine, perché Arbine è qui. No, è il Rione, questo è via Roma, ma Ok. sul Rione La casa era molto grande? no, non tanto, era piccola, aveva 1, 2, 4, 5 vani c'erano, poi solai, poi avevamo un'altra cucina grande e altre casette vecchie a fianco. E il forno del pane? Il forno del pane c'era, sì, Ma lo vendevate pure? no. Poi l'ho dovuto fare io, di nuovo, un forno nuovo, nel 1955. Nel 1955 l'avevo costruito io stesso. Ho chiesto a un muratore di farmelo, no, e mi ha detto no, lo fai tu, perché non riesci. Ho detto, ma se mi cade addosso. No, 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 stai tranquillo, ti dico come fare. E sono riuscito a farlo. Ho fatto, ma tu ne c'è ancora, eh? È valido. Ma Maiali ne avevate? sì, tutti gli anni ce l'avevamo sempre. Molti? No, molte no, per la provvista. Poi sono andato anche a comprarne alla parte di Ozieri, le portavamo in macchina, le vendevamo, ad andare anche da qui a Ortoeri, poi a Zara, poi a San Bugheo e rientrare a Busacchi, tutta in una giornata, a piedi, con i maiali. E andavate a raccogliere ghiande? Anche In che zona? a Sugumonale, su Vittighe. E ascolti, ha detto su Comunale, al demaniale, in quello nei terreni pubblici. Esatto, sì, nel demaniale proprio. E dovevate chiedere un permesso? No, si poteva andare. Senza permesso, senza pagare permesso, nulla? Senza pagare nulla. Quando ce n'era abbastanza, ci andava quasi tutto il paese, ma non tutti, quelli che ne avevano bisogno. E allora volevo trasportato anche con gli altri libri, da lì a portarlo a un paese, costava raccoglierlo prima e poi a trasportarlo, un bello lavoro. Stiamo sempre parlando degli anni 40, 30. Negli anni 40, 50, Ah. sì, anche 50. Sì, sul Monale è un posto legnatico, veramente molto, c'erano molti legni. Prima lo tagliavano spesso, perché in effetti per fare il carbone, si chiama il carbone, Madonna, c'è un nome diverso, il carbone che è adatto per le cotture, per fare Domestico? domestico, sì. È fatto di corbezzolo, di sottobosco e anche di leccio, però lo vogliono che sia fino, le piante vogliono che siano piccole, non grandi, non esagerate, perché allora si devono spaccare e non cuoce bene. Ecco, hai capito? E allora lo tagliavano a una certa. Adesso è ricchissimo, abbiamo una foresta esagerata di legnatico, ma ci sono migliaia e migliaia di tonnellate di legno, di legnatati. È proprio ricco. Speriamo che non lo bruci. E i boschi erano lì? Poi verso dove? Verso Auschwitz? Quello è adiacente, attacca proprio il territorio di Auschwitz. Abbiamo circa 1600 ettari, mi pare. E sono 900 già allora, poi ce ne sono altri
300-600 ettari fuori e ne abbiamo anche un po' nel territorio di Novedo, anche ce n'è. Ma quello è stato sempre bosco. Si andava fino ad arrivare a Sustedo, alla contaniera, e venivano anche di ortueri a seminarlo negli anni 50, sì, negli anni 50 e 60, poi non più, poi non si è seminato più niente, e adesso è tutto bosco. Tutto bosco? Tutto bosco, sì. Le viglie, abbiamo la zona delle viglie, che si chiama Canales, ma Canales indica la zona, una zona intera, ma nomi ce ne sono tanti, capito? Dove ci sono le vigne, ne ha molte, mio fratello ne ha abbastanza di vigne. Suo fratello si occupava del carro. Sì. Lei dei lavori qua in paese? Del Marroni. Del Marroni. E così è. Senta, si ricorda quando hanno costruito la diga? O comunque si ricorda dei vecchi del paese o dei suoi genitori che parlavano di questa diga? Sì, ne hanno sempre parlato in famiglia, ne parlavano anche quando hanno fatto quel ponte qui, che forse nello stesso periodo della diga, su Monte Suligio, perché è lì che i Galantas trasportavano sia la sabbia con gli asenelli, la trasportavano fino al fiume, e la calci, tutto, poi si spegneva lì, e per murare, per fare tutta la costruzione del ponte vecchio su Monte Suligio, venivano Sardinia, su Roppio, e ne vo nata sempre, ma... Perché? Perché aveva allagato terra, avevano perso terra, che cosa? No, per quello no, perché era un'opera buona per le irrigazioni, per il Campidano naturalmente, non per la montagna. La montagna porta un po' di nebbia. Umidità. Però l'umidità serve in questi periodi poi. E di che cos'altro parlavano i suoi vecchi? Del fascismo parlavano. Del qualcosa di più vecchio? Del feudo? Dei terreni chiusi? Certo, ma le chiudende le avevano fatte a chi ha potuto, a chi è arrivato prima, hanno chiuso, capito? Ha coinvolto tutto il comune, tutto il territorio? È naturale. Le chiudende sono state fatte così, in fretta e furia. Hanno chiuso, si sono tenuti, infatti più di un terzo era di una famiglia sola, il territorio di Neonelli, lo immaginate? Come si chiamava? Lui Murgia. Lui Murgia. Sì. Quelle. Purtroppo così. Lui Murgia erano ricchi. Adesso non hanno più niente neanche loro. Sono finiti via, zitelle, e vanno ai cugini, i terreni, immagino, tancati di sughero, perché il più valoroso era il sughero, le succheretti che c'erano. E mai è andato a fare il sughero lei? Sì, e ne ho anche acquistato, per un paio d'anni l'ho fatto. In che anni? Ne cominciavo verso 68, dal 60 al 70, ecco. Circa quelle anni. Poi ho dovuto smettere per farmi la casa. Era così. No. Mi sembra che
La ringraziamo tanto Abbiamo finito. per la pazienza. Immagino. No? Grazie mille.